Si va. Alla fine il Pasqualino è senza freno e quindi tutto a posto. Autostart in movimento. Con il numero 1 Ilaria dei Greppi Santomollo, 2 Involved Matley, Marco Volpato, 3 Itaca Tour Dance, Andrea Farolfi, 4 Idolo Truia, Manuel Pistone, 5 Igalo Zac, Roberto Vecchione, 6 Ilenia ZS, Maurizio Cheli. In seconda fila 7 Il Pasqualino, Roberto Ruvolo, 8 Incognita, Lorenzo Baldi, 9 Icaro Marc, Luciano Messineo, 10 Yuma Light, Marco Stefani. Problemi, fase di allenamento per Ilaria dei Greppi. Partiti. Sbaglia Idolo Truia, va al comando Itaca Tour Dance con all'esterno Ilenia ZS che va a chiedere numero strada. 4 Idolo Truia squalificato. Ha sbagliato anche il Pasqualino, passa a condurre numero 7 il Pasqualino squalificato. Ilenia ZS che è così in vantaggio nei confronti di Itaca Tour Dance che è seconda. In terza posizione Involved Matley che precede Icaro Marc, poi ancora Incognita con all'esterno l'avanzata da parte di Yuma Light che si porta in scia Igalo Zac. Punta in avanti con decisione Yuma Light dalle retrovie, costringe Ilenia ZS a accelerare un po'. I primi 400 metri se ne sono andati comunque in un tranquillissimo 32,3. Sulla curva di sinistra è in vantaggio Ilenia ZS, al suo esterno c'è Yuma Light che alle sue spalle Igalo Zac, alla corda c'è sempre Itaca Tour Dance avanti ad Involved Matley, poi alla retroguardia sono Icaro Marc ed Incognita. Completamento dei primi 800 metri, passati dalla coppia di testa in 1,4,8, un'altra frazione molto lenta in 32,5, non c'è stato nulla. Sono sempre al comando Ilenia ZS, al suo esterno sempre Yuma Light, poi alla corda Itaca Tour Dance, quindi ancora Icaro Marc che è preceduto da Involved Matley dopo 1 chilometro in 1,22. Ilenia ZS prova ad allungare in progressione, Yuma Light si mantiene sempre al suo esterno, alla corda c'è chiusa Itaca Tour Dance, la mossa in mezzo alla pista da parte di Incognita che aggira il calante Igalo Zac, a largo di tutti prova a venire via Icaro Marc. Quando siamo a metà dell'ultima curva Ilenia ZS continua in vantaggio, Itaca Tour Dance la segue bene, Yuma Light che accusa un po' il percorso esterno. Numero 9 Icaro Marc squalificato. Ilenia ZS è in vantaggio nei confronti di Itaca Tour Dance, Ilenia ZS in vantaggio, ci prova di dentro Itaca Tour Dance, poi Involved Matley. Ilenia ZS viene a vincere su Itaca Tour Dance, al terzo Involved Matley, 1,17,7, 1 minuto e 3 decimi per la chiusa, il successo di Ilenia ZS che bissa il recente percorso vittorioso. 2 in fila per lei, Maurizio Cheli in salchi per il training di Walter Zanetti che è anche proprietario della figlia di Ringo Starr Treb, e Viola d'Amore che vince con 1 di margine nei confronti di Itaca Tour Dance che è diligente seconda, al terzo Involved Matley.